Audio Jungle. Chiede aiuto a Barak, occhio al sinistro, caricato Barak, la parata e il pallone rimane lì. E che errore clamoroso di Maxi Lopez. Perizza al limite, chiuso in 4 su di lui, poi Barak, tiro troppo morbido, Widmer, il suo destro respinto da Rafael, era tutto regolare. Barella. Ingresso in aria, Barella, il cross, Pavoletti in qualche modo aggancia, Pavoletti! Ma che respinta, che parata! Palla sul secondo palo, João Pedro! L'indecisione della difesa bianconera, ne approfitta il 10 del Cagliari, Udinese 0, Cagliari 1 dopo 9 minuti. Pallone in verticale per Perizza, carica il destro Perizza, sceglie il primo palo, Rafael c'è. Jankto cerca il filtrante, grande idea, Maxi Lopez! E Rafael questa volta si veste da eroe. João Pedro per Farago, il lancio per la corsa di Farias, cerca di tagliare la strada a Danilo, Farias! Barella però preoccupato al fuorigioco si ferma, non si ferma Farago che salta Bizzarri che non lo tocca. Manganiello vuole vedere col VAR l'azione di poco fa. Beh, il fallo è netto. Se viene considerato il fallo è netto. Rosso per Bizzarri. Non c'è più tempo. Finisce il match della Dacia Arena, vince il Cagliari 1-0. Vittoria meritata perché qui davvero ha giocato molto bene la formazione di Lopez, soprattutto nella parte centrale del primo tempo e del secondo tempo. Sì, è vero, sapevamo che trovavamo una squadra con tanta fisicità e questo faceva sì che la partita dovevamo farla intensa, come poi alla fine l'ha fatta la squadra. E abbiamo tenuto bene il campo, che non era semplice perché, ripeto, loro sono tutti alti 1,87, 1,90, a parte che hanno grande tecnica, grandi contropiedi e soprattutto le seconde palle le rubavano sempre loro. E quindi noi dovevamo fare una grande partita con grande intensità e poi anche con tanta qualità, perché oggi abbiamo dimostrato di quello che abbiamo visto la prima partita contro la Lazio, che siamo andati anche là, siamo arrivati in porta, siamo stati bravi nei contropiedi e a cercare di, come le dico a loro, di far male, di prendere punti ovunque, a parte che a prescindere se si gioca fuori o in casa. Audio Jungle.